Nessuno viene mandato via, nessuno viene come dire, non trattato, bisogna avere pazienza, avere rispetto anche di chi lavora. Insomma. Spesso la gente si aspetta invece, come dire, a volte ha delle pretese che vanno oltre i limiti che noi in maniera operativa possiamo dare. È l'ennesimo episodio di tensione, quello registrato al pronto soccorso dell'Angelo di Mestre, operatori sanitari costretti a barricarsi negli uffici del triage e forze dell'ordine chiamate per riportare la calma. È la ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, dove una lunga attesa ha fatto esplodere la furia di pazienti e familiari. Un gruppo di utenti ha protestato contro i lunghi tempi di attesa, arrivando a rivolgere minacce e insulti agli operatori. Le aggressioni verbali sono andate avanti per circa un'ora e hanno coinvolto una dottoressa e un'operatrice sociosanitaria. Nel tentativo di spiegare che le priorità erano determinate dalla presenza di casi più gravi, un medico e un OS sono stati a loro volta bersaglio delle contestazioni. L'operatrice sarebbe stata anche strattonata da un familiare. L'intervento della vigilanza non è bastato a placare gli animi. Sul posto sono quindi arrivati polizia e esercito che hanno riportato la situazione sotto controllo. L'azienda sanitaria ha condannato l'episodio avvenuto in un giorno di forte afflusso, con accessi al pronto soccorso ben superiori alla media. I nostri operatori che sono lì che fanno il loro lavoro. Io quello che dico è che da un lato ovviamente ringrazio gli operatori per quello che fanno in momenti difficili e delicati in cui vediamo anche tantissimi anziani arrivare ai nostri pronti soccorsi, quindi con problemi anche di dare risposte in tempi rapidi ai bisogni che le persone si aspettano. Noi stiamo lavorando perché questo ovviamente i tempi di attesa calino, però se durante soprattutto i fine settimana i nostri pronti soccorsi sono presi d'assalto si fa fatica a dare risposte in tempi rapidi. Ci vuole collaborazione reciproca, siamo lì a servizio dei cittadini e anche il cittadino deve avere la pazienza e capire che le situazioni non sono quelle di una disorganizzazione ma quella di una presa in carico di un grandissimo numero di pazienti.